Grave danno a uno degli scalini del ponte della Cuccagna a Chioggia sul Canal Vena, il primo, quello più a sud, dove innumerevoli volte si sono visti transitare scooter e moto, anche se accompagnati a mano a motore acceso. La foto è stata scattata alle 10:30 di questa mattina, domenica 9 ottobre. Non sappiamo chi sia il colpevole di un danno simile, speriamo solo che la videosorveglianza sia stata attiva, in modo da scremare una rosa in cui ci sia la persona a cui far risarcire il danno. Che i ponti siano tutti da riparare è un dato di fatto e che sia tutto fermo a causa delle vicende legate al Mose è un altro fatto di cui tutti sono a conoscenza, ma che qualcuno imperterrito continui a percorrere un ponte antico con un mezzo che comunque ne sollecita la pavimentazione, come non può fare una persona camminando, è una cosa inconcepibile. Un danno simile andrebbe punito anche solo per essere un esempio. Ci auguriamo che ci siano i mezzi per poter raggiungere chi ha commesso uno simile scempio. Siamo per Chioggia Azzurra con Marcello Colombo, presidente di questa nuova realtà che è la SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. Cos'è questa nuova realtà? Buongiorno a tutti, la SAV è una realtà del terzo settore, delle associazioni di volontariato, che entrerà nel mondo della protezione civile e ha come scopo la sorveglianza dello spazio aereo, nello specifico con l'utilizzo di droni di varie caratteristiche e pilotati da persone autorizzate, certificate da ENAC e EASA. ENAC è realtà di sorveglianza italiana e EASA europea. E perché questa associazione? Tutti abbiamo visto negli ultimi periodi quanto il drone possa essere interessante e utile nelle attività sociali. Abbiamo pensato quindi di costituire per la prima volta nel Veneto una realtà di protezione civile che abbia come scopo l'utilizzo del drone. Per questo, per formare i nostri piloti, stiamo organizzando dei corsi propedeutici, cioè che spieghiamo cosa dovranno affrontare per superare gli esami poi autorizzati da ENAC, e cerchiamo almeno una volta al mese di organizzare delle uscite come questa di oggi che servono per l'addestramento. Ogni mese cambieremo scenari in modo che il pilota, in caso di chiamata d'emergenza, sia in grado di pilotare in qualsiasi situazione. Oggi con questi droni particolari, tra cui anche dell'azienda Apceri di Bassano, stiamo cercando di capire quale metodologia migliore possa essere per il salvamento a mare delle persone in difficoltà. Quindi avremo un salvagente autogonfiabile a contatto con l'acqua agganciato al drone che nel punto preciso dove si trova la persona in difficoltà verrà rilasciato, e gonfiandosi la persona potrà mettersi tranquillamente in sicurezza in attesa del bagnino che completerà poi effettivamente il salvataggio della persona. Oggi è una giornata di test, quindi. Oggi è una giornata di test. Di messa a punto. Esatto, di test e di addestramento per i piloti iscritti e per il drone da salvamento a mare, che poi, ricordo, potrebbe essere utilizzato in qualsiasi realtà dove il volontario potrebbe essere in pericolo lui stesso. Ti ringrazio moltissimo, buon lavoro. Grazie a voi. Grandissima emozione con tutti voi, e questa è la prima edizione della festa dell'associazionismo e del volontariato della nostra città, che vede coinvolte tutti i soggetti del terzo settore che hanno dato la loro spontanea adesione. Come potete vedere sono tantissimi, per farsi conoscere, promuovere e valorizzare il senso dell'associazionismo e delle loro attività nel territorio. Oggi sono presenti 22 associazioni di volontariato.
Oggi, fino alle 17, a Chioggia si tiene la festa del volontariato e le associazioni che hanno aderito sono 22 nel territorio. In Corso del Popolo sono stati quindi collocati gli stand delle associazioni che vivono del bel volere altrui, offrendo in cambio il proprio tempo e la propria buona volontà per portare a termine iniziative volte a tutta la cittadinanza, da cui tutti possono trarre un beneficio. Il corso si è quindi animato di volontari che hanno proposto la propria associazione ricordando quali sono i compiti prefissi. L'evento è stato presentato dalla dirigente Daniela Ballarin. Al suo intervento è seguito quello dell'assessore Marangon ai servizi sociali, che ci ha tenuto a sottolineare la necessità di fare squadra e di creare reti tra le associazioni. Intanto grazie a tutti, veramente, grazie di cuore da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, ma da parte della città di Chioggia, perché sono queste associazioni che fanno grande un paese, fanno grande una città e siete sempre veramente presenti. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Praticamente con questa telecamera si può usare sia per la navigazione, quindi andare verso l'obiettivo, poi questa tilta verso il basso in modo da vedere il bagnante che è sotto e cercare, una volta rilasciato il salvagente, di trascinarlo verso la persona in difficoltà. Quando la persona va a tirare il salvagente, con questo meccanismo si sgancia in maniera meccanica, perché mettiamo che siamo anche lontani, è difficile per il pilota dire l'ha preso, non l'ha preso, lo sgancio, non lo sgancio, magari lo sganci a 5 metri e non hai fatto la funzione, quindi se è lui a sganciarlo è la cosa migliore. E è fatto con un senso in questo momento, però fa parte della sperimentazione, in modo che se il mare è mosso eccetera tu puoi tirarlo con questo a terra e non si sgancia in questo senso, però bisogna avere l'accortezza che una volta che l'ha preso di indietreggiare in modo che nell'altro senso si sgancia. Siamo con Gianni Baggio, proprietario dell'app Cialivia, che è l'azienda produttrice di droni che stiamo utilizzando in questo momento per fare le prove di salvamento con l'utilizzo dei droni. Quanto utili sono questi test? Sono utilissimi perché ci sono varie condizioni che in fase di laboratorio o di ingegneria non riesci ad immaginare. Condizioni del vento, di luce, riuscire a vedere la persona che sta annegando dalla telecamera e non visivamente, sono tutte variabili che se non provi nel campo non riesci a capire qual è la soluzione per avere al 100% risolto tutti i problemi in caso di pericolo. Infatti anche adesso sono stati fatti vari test per vedere come posizionare il salvagente, che tipo di salvagente, cioè se fa farlo parte in aria dopo, se farlo battere prima oppure no. Per cui stiamo facendo una cosa essenziale in questo momento per portare a punto il meccanismo. Sicuramente. E siamo anche soddisfatti però. Certo. Grazie infinite. Prego. L'hanno definita la riva più bella di Chioggia, quella più instagrammabile. L'hanno fotografata anche per farne puzzle venduti a livello nazionale. Ci passano continuamente turisti e in questi ultimi 2 anni ha ripreso vita come non si sarebbe mai pensato.
Eppure chi l'ha vista oggi non direbbe nulla di tutto ciò. Qualcuno probabilmente non in accordo con Veritas, che di domenica non passa a ritirare l'ingombrante, ha deciso di trasformare il sottoportico di un palazzo in una discarica, svuotando una cantina o una soffitta di ciò che ha deciso essere inutile. Il 90% di ciò che è stato gettato entrava comodamente all'interno dei bidoni, magari in più tranche. Per il resto era troppo accordarsi ed attendere il giorno del ritiro. Se prima si poteva dire che Veritas passava gratuitamente a ritirare, questo non lo si può più fare perché Veritas, dopo i primi metri cubi ritirati gratuitamente, da quest'anno fa pagare il servizio. Nonostante la gratuità, anche negli anni scorsi più di qualcuno buttava la spazzatura in mezzo ai campi, soprattutto nella poco trafficata e tranquilla zona Orti, ma di rado si è visto lo stesso atteggiamento lungo uno dei percorsi più turistici e trafficati di Chioggia. L'acqua? Bella, fresca, perfetta. Tu ti chiami Anna? Sono Anna, sono una volontaria della sorveglianza aerea veneta. Abbiamo fatto il primo test effettivo in mare e penso sia perfettamente riuscito. Il salvagente arriva direttamente sulla persona e poi il pilota lo accompagna nel punto esatto. Basta toccarlo e si sgancia, quindi perfetto. Grazie infinite.